Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, e vieni in una grotta freddo e al gelo. Forse pensi che o sbaglia la data o forse sono un po' aperte il capis. No, non ho sbagliato data, oggi è il 1 agosto, in cui è il primo di agosto, quindi non siamo propriamente nel tempo di Natale. Ma perché canto questa canzone? Perché in cui il di che si ricorda quel che l'ha composta, che la canzone qui, l'autore di Tu scendi dalle stelle, Sant'Alfonso Maria de' Liguori, un santo vescovo di Sant'Agata dei Goti, lui però napoletano di nascita, che compose nel 1754 questa canzone. Fra l'altro il testo in italiano è la trasposizione in realtà del testo originale in napoletano, che è Quando nascette Ninno a Betlemme. Mi scusi con i napoletani se disi la pronuncia minga proprio giusta. Comunque la cosa bella appunto è che questa canzone venne composta da Alfonso in napoletano, e poi c'è anche appunto il testo in italiano, più conosciuto da tutti. E ricercando qualche notizia, perché certo tutti gli anni cade questa ricorrenza, ma quest'anno mi viene in mente di dire anche un po' più di precisione, insomma di sottolinearla di più, e ho appurato che nel 1923, quindi esattamente 100 anni fa, venne collocata appunto a Sant'Agata dei Goti questa statua per il famoso loro vescovo patrono, e quindi a maggior ragione in quelle proprie egli di riguarda quel che la fa la canzone per Gesù bambino, e quindi così possiamo anche cantarla. Bene, ciao a tutti.